Buongiorno a tutti e benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sta per cominciare la 35esima riunione di corse del 2022. Si comincia con una prova per femmine di 2 anni non vincitrici di 2000 euro nella carriera. Sono in 7 dietro le ali dell'Autostart. La favorita in chiusura è il numero 4 di Elettrica AV, giocata in maniera importante. Discesa di quota sensibile per la leva di Manuel Giuseppe Pistone. L'alternativa e la favorita dell'apertura Evalin Di Poggio con Pietro Gubellini. Si va in partenza all'1 E voilà sì, Gabriele Ballotta, 2 Emily Matley, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 3 Edda CGR, Francesco Pettinari, 4 Elettrica V, Manuel Pistone, 5 Eva V, Carmine Piscoglio, 6 Eroica BF, Salvatore Valentini, in seconda fila 7 Evalin Di Poggio, Pietro Gubellini. E la macchina stacca con la partenza molto lenta da parte di Eda CGR e la velocità iniziale da parte di Eva V, che cerca di andare a condurre dal numero 5, mentre sbaglia Emily Matley e così rimane al comando Eva V nei confronti di Elettrica AV. Poi sbaglia Elettrica V, sbaglia anche Voilà sì, e così Eva V rimane in vantaggio dopo 200 metri in 15,2. E in seconda posizione c'è Evalin Di Poggio, in terza rimane Eroica BF. E così i primi 400 metri di corsa se ne vanno in 32, con Eva V in vantaggio, Evalin Di Poggio che prova a riavvicinarsi, poi Eroica BF, quindi gli altri più distanti o squalificati. I 600 metri della testa se ne vanno in 48,2, Eva V a condurre e Evalin Di Poggio a seguire. Si continua così con la coppia all'avanguardia che si mantiene nettamente avanti ad Eroica BF e il mezzo miglio iniziale se ne va in poco meno di 1,4. Eva V in vantaggio, Evalin Di Poggio nella sua scia. Questo è il motivo della corsa sin dalla fine della prima curva, con Evalin Di Poggio che tende a muovere all'esterno dopo 1 chilometro in 1,23. Eva via al comando. Evalin che adesso va con decisione all'esterno, attacca l'avversaria. Le due si allungano, sbaglia Evalin Di Poggio. E allora Eva V rimane sola al comando. Evalin Di Poggio che finisce tra gli strali della giuria e così Eva V a 300 metri dalla conclusione si presenta nettissima in vantaggio. Eroica BF in seconda posizione, la piegata conclusiva passata in 15,9 da Eva V che con Carmine Piscoglio per il training di Andrea Sarzetto e i colori della scuderia Calesso Filomena di Otello Zorzetto viene a vincere al debutto. 2,6 il totale, 1,18,5 ragguaglio cronometrico, Muscle Massive e Miara, sorellastra di Dolce Vichi, al successo alla prima uscita in carriera in netto percorso di testa. Eva V e Carmine Piscoglio vincono la prima corsa dal ippodromo dell'Arcoveggio di Bologna.